Il 25 marzo del 1305 la Cappella degli Scrovegni venne consacrata. Nei 2 anni passati dalla dedicazione alla Vergine Annunciata, Giotto portò a termine il ciclo di affreschi che rende unico al mondo il monumento voluto dal banchiere Enrico Scrovegni. Ogni 25 marzo l'assessorato alla cultura del comune di Padova apre le porte della Cappella degli Scrovegni per una messa in occasione dell'anniversario della consacrazione e quest'anno il vescovo Claudio Cipolla ha officiato a porte chiuse, utilizzando il web per far arrivare ai fedeli la sua voce e la voce del Signore. È dal 1300 che esiste questa cappella e ancora precedentemente esisteva una storia, una tradizione che portava il vescovo e il podestà a camminare verso questo ambiente e a celebrare la festa dell'Annunciazione. Allora la cappella era intitolata alla Maria della Carità. Essere qua è come riportare all'attenzione e alla fede una delle cose belle che noi stiamo custodendo. C'è un altro motivo per cui ho voluto venire, perché vorrei dire una preghiera a nome di tutta la città, certo nella mia povertà, anche se sono vescovo, ma dico nella mia povertà, far presente che le nostre comunità cristiane, le nostre famiglie, tutti i cristiani continuano a rivolgersi al Signore e a pregare il Signore. In occasione della candidatura della città a patrimonio dell'umanità come Urbs Picta, il Bo ha realizzato un filmato proprio sulla Cappella degli Scrovegni, utilizzando materiale raccolto negli ultimi 2 anni per ripercorrere la storia del monumento attraverso le principali campagne di restauro dall'Ottocento ai giorni nostri. Il video è ora disponibile online.